Buongiorno a tutti, Luca Crepaldi che oggi è in diretta e la voce di Rovigo. Siamo a Sottomarina con Gianni Bosco Loneto, presidente Gebis Chioggia Spiaggia. Buongiorno Gianni. Buongiorno a tutti i fans delle... E niente, oggi siamo qua per fare un bilancio di metà stagione. Diciamo che ormai il Ferragosto è alle porte. Come sta andando? Com'è l'afflusso dei turisti? Siete soddisfatti? La stagione è iniziata all'insegna del meteo, quindi a causa del meteo che non è stato clemente, soprattutto nel mese di maggio e i primi di giugno, è iniziata più tardi, ecco, rispetto a quello che è tradizionalmente il mese di maggio che decreta l'inizio della stagione estiva. È iniziata a metà giugno il tempo si è stabilizzato e quindi c'è stato un buon afflusso di gente, poi è scoppiato questo caldo anomalo, ecco, Sì. che comunque ha attirato, ha portato gente nelle nostre spiagge, anche se devo dire che diciamo abbastanza concentrate nei fine settimana piuttosto che durante la settimana, ma questo succede un po' all'inizio di stagione. E fino a fine luglio è andata discretamente bene. Poi l'inizio di agosto lo stiamo vivendo in questi giorni, o meglio l'abbiamo passato, abbiamo visto che il tempo ha fatto abbastanza le bizze, ecco, come si suol dire, diciamo ha rallentato un po' quello che era il flusso della stagione estiva. Quindi il meteo che è sempre un po' che incide spesso sulle vacanze, però comunque come numeri diciamo un po' meno degli altri anni, un po' più degli altri anni o sulla Siamo linea. leggermente sotto come numero di presenze rispetto all'anno scorso, ecco, come benchmark, o meglio come 19, ormai è preso Certo. come riferimento. In termini economici non tanto sotto, diciamo che le minor presenze sono state compensate quel minimo di aumenti che sono stati applicati, Certo. anche se qua a Sottomarina devo dire sono stati molto contenuti, non credo abbiano superato il 7-8%, ecco, mediamente rispetto a Sì. altre località magari che ha spinto un po' di più. Anche perché da quello che si capisce le materie prime sono aumentate molto più del 5-6% e anche il costo dell'energia, tutto è aumentato molto di più, quindi siete stati, tra virgolette, molto bravi a tenere comunque dei prezzi contenuti. Insomma, noi ci teniamo alla nostra clientela e alle nostre attività, è vero, anche perché un po' tutte le nostre spiagge ogni anno si modernizzano, si attrezzano con nuove attrezzature, e quelle hanno subito aumenti anche del 20 e anche 30%, soprattutto per quanto riguarda alluminio e quindi quei materiali che vengono usati poi per fare Certo, i lettini piuttosto lettini che e sì. ombrelloni, ecco. Però la politica è stata quella di cercare di comprimere il più possibile in modo da essere sempre comunque vicini alla clientela che frequenta le nostre spiagge. Mi dà lo spunto di parlare, visto che si parla di investimenti, mi dà lo spunto di parlare delle concessioni balneari, che c'è sempre questo punto di domanda, questa spada di Damocle. Investimenti, le spiagge e gli operatori ne fanno tantissimi e li fanno da decenni. Io la chiamo Come la in vede? più sedi, la chiamo un po' quasi una sorta di coraggio, ecco, che gli imprenditori comunque mettono a disposizione, e quindi fanno gli investimenti all'interno delle proprie infrastrutture, ecco, in nome mio il termine incoscienza imprenditoriale. Sì, perché diciamo è vero che è una concessione, è vero che il bene è dello Sì, dello Stato, Stato. e quindi non è di proprietà, ma il modo, l'uso e il bene che si vuole al bene demanio è paragonabile a una proprietà, se non anche di più. Ma non tanto legata al termine speculativo della cosa, ma proprio legata al bene che si vuole. Calcoliamo sempre che, soprattutto nelle mareggiate negli ultimi anni, sono mareggiate anche importanti, Importante, e certo. comunque i concessionari sono sempre i primi a metter mano, quindi a ripristinare quello che la natura alle volte scompiglia, ma noi siamo sempre pronti a tenere sistemato, a tenere un bene pubblico ordinato e di grande qualità. Il tema delle concessioni balneari è un tema che al mattino quando ci si sveglia Sì, allora, è là che aleggia. Però insomma confidiamo che il governo con i decreti attuativi metta velocemente mano e dia una sorta di serenità, tranquillità per quanto riguarda i rinnovi delle certo, concessioni. diciamo che in questo momento adesso la situazione è un po' stata congelata
No, è stata congelata fino... Allora, sentenza Giusto sentenza così di fare Stato, sì, 2020, decretava 2023. Poi questo governo comunque ha spostato un termine almeno di un certo. anno, quindi 2024. E diciamo che un ulteriore anno, ecco, sarà uguale. Diciamo che lo spostare non è una soluzione, anche No, per certo. noi. A noi la soluzione migliore, regole chiare, che venga considerato un riconoscimento per chi negli anni, come dicevi te, decenni, ma anche si parla di 30-40 imprese che sono 50 anni, ecco, che gestiscono il bene pubblico, e quindi che ci sia, non dico una sorta di riconoscimento, ma perlomeno se ci sono stati degli investimenti Certo. vengano riconosciuti a chi li ha fatti e a chi ha valorizzato un pezzo di territorio italiano di tutti noi, portandolo ad essere delle imprese di eccellenza a servizio un po' di tutto quello che è il turismo. Peraltro, vedevo entrando nei bagni lungomare e in tanti altri bagni sono sicuro che c'è, perché è un progetto dell'US3 a proposito di investimenti come si dice, di inclusività. C'è questo progetto di spiagge inclusive che avete presentato anche poche settimane fa. Sì. Allora, con l'US3 c'è sempre grande rapporto di collaborazione e attenzione. Loro hanno un progetto che sono spiagge sicure, che da anni lo portano avanti in maniera egregia e eccellente, sposato completamente dalle nostre associazioni balneari. Qualche giorno fa, appunto, da parte della Regione Veneto e dell'US3 sono state messe a disposizione, donate proprio alle strutture, 4 elevatori a supporto delle piscine per i portatori di handicap permanente o temporaneo che sia, ma comunque è un servizio di grande attenzione sempre anche a quel mondo di accoglienza e inclusività delle nostre spiagge, quindi questo è un tema. Poi anche quest'anno vengono donati, regalati alle famiglie dei braccialetti che vengono messi a polso dei bambini nel caso in cui si perdono, Certo, quindi sì. con QR code o riconoscimento, piccole attenzioni ma che comunque danno il segnale che si è vicini anche al tema della sicurezza e dell'accoglienza sulle nostre spiagge. Certo. Un'altra parte, diciamo, che aiuta o che può aiutare, non so, è la parte, diciamo, culturale. Abbiamo visto che in questi mesi, in questi anni, il Comune sta facendo molte mostre, penso anche all'ultima, che è quella dei Misteri Man, ma ce ne sono tantissime altre. Da una mano c'è un interscambio, perché sembra quasi delle volte che Chioggia sia Chioggia e Sottomarina, invece c'è un interscambio, c'è questo... No, assolutamente sì, ma diciamo che sono complementari e sicuramente anche la cultura, a mio avviso, è comunque un elemento che va a valorizzare un territorio e quindi anche il turismo ne beneficia. Sono mostre importanti, Mystery Man, l'ultima, certo, è stata fatta, credo che ha una rilevanza europea, certo, se non mondiale, perché si parla della Sacra Sindone, quindi, e quindi non certo, è una cosa che è locale, esatto, è un tema mondiale, quindi benissimo che l'amministrazione si metta a disposizione. Ci sono anche altre associazioni private, certo, che hanno organizzato incontri con anche personaggi elevati anche culturalmente, sia del mondo della cultura, ma anche per il mondo imprenditoriale in genere. Questo qua aiuta sicuramente, la cultura apre le menti, è così, è un po' il ruolo che ha, ecco. Certo. Io la vedo di buon esito e di buon risultato alla fine. E a proposito di comune, di investimenti, insomma, c'è sempre il tema mi giro di qua perché è qua che c'è il lungomare. Esatto. Com'è la situazione adesso? Gli ultimi progetti avete chiacchierato ancora? Sì. Avete fatto le vostre, diciamo, proposte? Da qualche anno il tema è un po' il restyling, certo, del lungomare. È una parte di territorio importante per il turismo, io lo paragono così come è adesso, negli anni in maniera automatica si è sviluppata una sorta di tangenziale, sì, e credo che vada sicuramente rivista e rimodulata. La presenza dei camion che quotidianamente, anche in queste giornate qua, di maggior afflusso e quindi anche di un attraversamento importante, che io, tanto per dare dei numeri, stimato che circa 40.000 persone tutti i giorni attraversano la strada 3 o 4 volte, quindi per venire alla spiaggia e ritornare indietro.
Quindi un tema della sicurezza, e si parlava prima un po' all'interno delle spiagge, ma un po' anche il territorio, è giunto il momento che si adegui anche a questo. Questa amministrazione è attenta e quindi si sta muovendo in questo senso qua. Noi abbiamo dato anche dei suggerimenti volti più a una pedonalizzazione piuttosto che a una frequentazione di traffico pesante. Vediamo se insieme, accogliendo un po' quelle che sono le idee di carattere di necessità economica rispetto a quelle che sono invece le idee di necessità turistica e quindi maggior fruibilità con maggior sicurezza soprattutto per bambini o per piste ciclabili e quant'altro, ma vediamo, credo che insieme i risultati riusciamo ad ottenerli. Si trovano i risultati. Bene, la ringrazio Presidente, è stato gentilissimo della chiacchierata. No, grazie a voi e buona giornata a tutti. Buona giornata.